Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle, ben ritrovati. Siamo all'interno della Serra Africana con un ospite, Emanuele Esposito, un biologo Buongiorno. che studia all'Università di Trieste ed è qui per svolgere una ricerca, uno studio sui colori, fiori e farfalle. Lo studio appunto è fatto con l'Università di Trieste con la professoressa Cinzia Chiandetti e adesso Emanuele ci darà qualche dettaglio per capire di cosa si tratta. Come ha anticipato Francesco, stiamo studiando diversi aspetti cognitivi nel mondo delle farfalle, stiamo studiando in particolare alcune specie del genere Papilio. Per fare questo studio stiamo utilizzando questi fiori colorati, che sono dei fiori che simulano una margherita colorati con dei pennarelli. Stiamo cercando di capire innanzitutto se ci sono delle preferenze di colore, in quanto non tutte le farfalle sono attratte dalle stesse tonalità di colore, ma di questo vi parlerà Francesco più avanti. Inoltre stiamo cercando di capire se all'interno di questa preferenza ci sono delle differenze tra genere, quindi tra individui maschili e individui femminili. Inoltre, e l'obiettivo principale di questi esperimenti è proprio questo, stiamo cercando di capire se le farfalle sono in grado di apprendere, quindi di formare delle associazioni e di ricordarsi quali fiori sono pieni di una sostanza zuccherina, una ricompensa, e quali invece sono completamente vuoti. Sì, hai già qualche risultato da dare, qualche osservazione, un'anticipazione dello studio? Mi parlavi appunto del fatto che maschi e femmine in realtà sembra abbiano dei gusti di colore diversi. Sì, sembrerebbe che in generale tutte le farfalle siano molto attratte dalle tonalità del blu, quindi il blu, l'azzurro, in minor modo anche il viola. Però sembra che gli individui femminili delle farfalle siano maggiormente attratti anche dal rosso, almeno rispetto ai maschi. Ecco, questo è una cosa interessante perché quale può essere il motivo, il significato evolutivo, adattativo di questa differenza di gusti tra maschi e femmine? Perché le femmine dovrebbero prediligere i fiori rossi e i maschi i fiori blu? Questo è ancora un mistero. Magari Emanuele insieme a noi appunto e all'Università di Trieste riusciremo magari a dare una risposta o quantomeno un'ipotesi a questa evidenza. Ecco, adesso lo studio è ancora in essere, in corso, magari quando avremo i risultati ve li faremo sapere. Siamo qua, speriamo di quanto prima di avere qualche dato, perché è veramente interessante questa cosa. Questo sarà per noi un po' l'anno dedicato alla ricerca. Abbiamo 2 studi adesso in essere con l'Università di Trieste, perché ovviamente le nostre serre e questi animali, queste farfalle, che sono ovviamente animali che non è che si possono vedere, incontrare, osservare e studiare ovunque. Quindi diciamo che il nostro laboratorio vivente, cioè la Casa delle Farfalle, è anche un grande laboratorio vivente dove cerchiamo di dare il nostro contributo alla scienza, che come sapete per noi è una mission molto importante. Ecco, che dire ancora? L'impollinazione è ovviamente uno degli argomenti centrali quando si parla di farfalle, si parla della loro ecologia e della loro storia naturale. Le farfalle sono tra gli impollinatori più importanti. Ecco, noi utilizziamo qua dei fiori blu e dei fiori rossi perché sappiamo appunto che le farfalle prediligono questi colori. Ma, se avessimo usato invece delle falene avremmo dovuto usare dei fiori bianchi o che ne so, se avessimo usato degli uccelli impollinatori come i colibrì avremmo dovuto usare il colore rosso. O se usavamo le api, di certo non potevamo usare il rosso perché le api non vedono il rosso. Ecco, questo forse è anche uno dei motivi che ha contribuito all'evoluzione di fiori rossi per le farfalle. Perché un fiore, quando è dedicato a un impollinatore, per esempio il fiore per le farfalle, che ha il fiore a trombetta, che è adatto alla sua spiritromba, perché le farfalle sapete hanno questa cannuccia che permette loro di suggere anche se il fiore è allungato. Ecco, i fiori dedicati alle farfalle sono fiori che non vogliono essere
saccheggiati da altri insetti, perché andrebbero a rubare polline e nettare senza mediare l'impollinazione, che è quello che la pianta vuole. I fiori esistono per quello, no? Perché la pianta deve necessariamente scambiare i gameti con altre piante, non potendo muoversi deve per forza chiamare un corriere, in questo caso le farfalle. E il fatto che le api non vedano il rosso ha portato alcuni fiori dedicati alle farfalle o ad altri animali come gli uccelli a sviluppare appunto fiori rossi, così le api non vanno a saccheggiare il prezioso contenuto, perché il nettare fatto di zucchero e il polline che è ricco di proteine sono sicuramente costosi da produrre per una pianta. Grazie per averci seguito, un ringraziamento a Emanuele Esposito che ci aiuta, anzi che è qui a sudare insieme a noi, perché come immaginate a alta temperatura io sto un po' sono tutto perlinato e spesso le farfalle vengono a cercare il sale, perché per le farfalle il sale è un elemento importante per l'alimentazione e per la riproduzione, e questo lo vedremo la prossima puntata. Perché il secondo studio che stiamo facendo adesso riguarda proprio quello, farfalle che cercano sale o farfalle che cercano altre proteine, ovviamente non nei fiori. Come lo trovano, a cosa serve, sono solamente i maschi, perché non le femmine? Sono tutte domande alle quali vorremmo dare una risposta. Però non do altre anticipazioni, scoprirete chi è l'assassino. Intanto io vi saluto, di nuovo grazie Emanuele, e saluto anche Cinzia Chiandetti che ci vedrà anche i fiori che lei ci ha suggerito di fare di questi colori, perché si sa, noi maschi non siamo così bravi a decidere, a scegliere i colori. Grazie ancora e alla prossima.